Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Sequestro da quasi 100 milioni di euro a due imprenditori vicini al clan Scalisi di Adrano. L'indagine si collega alle operazioni Follow the Money e Black Blend in cui sono stati sequestrati 70 beni immobili insieme a gioielli dal valore di 250.000 euro. Notte amara quella appena trascorsa a Messina, dove si è verificato un incidente mortale che è costato la vita al 35enne Emilio Maffei. Secondo una prima ricostruzione, Maffei si trovava in sella alla propria moto quando avrebbe sbandato finendo sull'asfalto. Botte, minacce di morte e ulteriori problemi creati all'ex compagno con appostamenti sotto casa e ripetute molestie telefoniche. Questa è la situazione che ha dovuto affrontare un ragazzo intimorito dall'ex fidanzato siciliano di Vittoria. Un'insensata bravata è quella commessa da un quarantenne di Paternò che avrebbe danneggiato un bancomat con l'esplosione di un petardo. Dai filmati di sorveglianza si nota il ritorno del soggetto nel luogo del fatto, come ad ammirare le conseguenze della sua azione. Il Palermo vuole dare seguito alla striscia di 3 vittorie consecutive. In programma domani la sfida contro il Modena di Paolo Bianco in Emilia ed Eugenio Corini si appresta a fare dei cambi a centrocampo. Difesa e attacco dovrebbero rimanere gli stessi della scorsa partita, vinta contro il Sud Tirol. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.